Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati con noi e con i nostri ospiti. Allora vi presento subito qui in studio dello CGIL del Veneto, abbiamo il segretario Ugo Aggiollo, ben arrivato, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, grazie. Collegati invece con Verona abbiamo Adriano Filice, segretario CGIL di Verona, ben arrivato anche a lei segretario. Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Allora, il tema è molto importante ed estremamente interessante, quindi è frutto di un'indagine, di una ricerca che viene fatta comunque ormai periodicamente, più o meno ogni anno, dalla parte dello CGIL, sia territoriale che poi regionale, ma anche a livello nazionale, sull'andamento della sanità. In modo particolare ciò che pesa tantissimo ai cittadini e ancora di più agli anziani e poi induce a far meno controlli, meno visite e di conseguenza meno prevenzione, eccetera, è il discorso del peso economico dei ticket sanitari, delle liste d'attesa veramente lunghissime, si cerca di accorciare ma poi alla fin fine sono sempre veramente lunghe, eterne, e poi una certa differenza di trattamento che emerge proprio da questa ricerca tra regione e regione, codici bianchi, situazioni analoghe, c'è una normativa più stringente che fa sì che tanti cittadini poi alla fin fine si trovino a dover pagare la prestazione sanitaria in codice bianco e che viene a costare anche parecchio, ma vediamo di capire qualche cosa in più perché l'indagine è molto dettagliata ed è uno spaccato di una realtà. Segretario, ci racconti un po' questa ricerca, perché il pronto soccorso, che dovrebbe essere un luogo dove le persone trovano sollievo, visto che comunque la medicina generale non è così aperta a tutti e non ci sono altre strutture, eccetera, però è un problema aperto. Il problema è un problema assolutamente aperto. Sull'urgenza e emergenza, sui pronti soccorso hanno diversi problemi che non sono stati affrontati, a cominciare dalla mancanza delle strutture territoriali, a cominciare dal mancato completamento delle norme sulle medicine integrate o comunque sulle medicine di gruppo e via di seguito. Sicuramente c'è un grande problema per quanto riguarda gli organici, sappiamo tutti le carenze di organico sia per il personale medico sia per il personale sanitario che sta nei pronti soccorsi. Sappiamo che il Veneto è una delle regioni che ha un tempo d'attesa nei pronto soccorsi tra i più alti in tutta Italia e non lo diciamo noi, lo dico in premessa, tutte le cose che noi stiamo dicendo derivano da indagini fatte dalla stessa regione del Veneto o dalla Genas o dall'Istat, quindi dati assolutamente ufficiali. Che ci dicono che appunto in Veneto il tempo d'attesa nei pronti soccorsi è in media di 4 ore e mezzo, che francamente per delle persone che sono in situazioni di difficoltà è uno sproposito. Ma dall'altro c'è anche la questione del pagamento. Il Veneto abbiamo verificato che a causa dell'attribuzione dei codici, che non dipende certo dal personale del pronto soccorso, ma dipende dalle normative e dalle direttive della Regione del Veneto, vengono attribuiti ai cittadini il codice bianco per il 55% dei casi all'incirca, mentre il codice verde è intorno al 20% e meno ancora codice giallo e codice rosso. Infatti se noi vediamo la slide, quella dove si indica codici bianchi e verdi nel 2023, con proprio un grafico praticamente che viene indicato, vediamo che il Veneto, eccolo qua, che è proprio in alto, il più alto, 55% dei casi sul totale. Codici verdi abbiamo invece che scendiamo, cioè il Veneto è solo 19%, è una cosa stranissima. Sì, anche perché noi non crediamo francamente, tanto per dirla
che un cittadino che abita a Rovigo vada al pronto soccorso in maniera assolutamente più leggera di quanto non faccia un cittadino che abita a Ferrara o uno che abita a Verona rispetto a uno che abita a Brescia. È evidente che queste indicazioni nascono appunto da indicazioni specifiche della Regione, ma con sé questo porta a un altro dato, nel senso che i codici bianchi sono i codici per cui il cittadino nel momento in cui esce deve pagare il ticket e le prestazioni che ha avuto in pronto soccorso. Quindi il ticket che è previsto per quella prestazione, però se fa una diagnostica, fanno i classici raggi e non emerge niente, deve pagarsi i raggi. Deve pagarsi i raggi. A quel punto... Quindi a un certo punto uno dice no, guarda, non farmi neanche i raggi perché non ho soldi per pagarli. Esatto, a quel punto emerge il fatto che i cittadini del Veneto, oltre alle mancanze che dicevamo prima, sono costretti anche a pagare molto di più dei cittadini delle altre regioni limitrofe, quali l'Emilia Romagna, la Lombardia, la Toscana, ma insomma siamo di gran lunga la regione italiana che paga di più in termini di ticket per quanto riguarda l'accesso ai pronti soccorso. Questa ricerca è fonte Agenas, giusto? Sì. Quindi è una ricerca che è stata commissionata da voi? No, l'Agenas è la struttura nazionale che per il Ministero della Salute monitora l'andamento della sanità nel nostro Paese, quindi è una struttura pubblica, certo. È del Ministero e quindi non è un'interpretazione nostra. No, infatti, per assurdo, per capirci, se uno si trova in una zona, ecco, parliamo con Verona, quindi anche con il segretario di Verona, quindi lì al confine, al confine tra Veneto e Lombardia, e per un accidente va al pronto soccorso, se va nella regione vicina perché magari il pronto soccorso è poco distante, rischia di non pagare niente, se invece per caso va dalla parte giusta di appartenenza, paga, segretario, per capire. Ma indubbiamente sì, perché i numeri e i dati lo dicono. Se il Veneto incassa 14 e passa milioni di euro, l'Emilia Romagna incassa 7 e passa milioni di euro e la Lombardia, che ha una popolazione quasi il doppio del Veneto, incassa 3,15 milioni di euro, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Bisogna però chiarire una cosa. Primo, che questa condizione non è assolutamente addebitata al personale pronto soccorso. Come è stato spiegato prima, queste persone vivono con sottorganico e a volte in una situazione sì di estrema difficoltà e anche di difficoltà di natura fisica. Quindi è una responsabilità delle direttive della Regione. Secondo, che questo ticket non si può definire ticket, è un'ulteriore tassa sulle spalle dei veneti, perché se io vivo in Emilia Romagna non pago il ticket, se io vivo in Lombardia non pago il ticket e se io vivo invece nel Veneto pago un ticket, ovviamente mi si chiede non un ticket ma una tassa. La terza questione è che questa è la conseguenza della mancata presenza di una sanità che comunque non funziona o comunque si è scelto di sportare sul privato, perché se noi da una parte abbiamo le liste d'attesa, abbiamo i medici di liste d'attesa lunghissime, medici di famiglia che non ci sono in molti territori, una sanità territoriale che volutamente è stata messa in ginocchio, una persona, specialmente un anziano e un'anziana, di fronte a alcune difficoltà, che alternativa ha? Tra l'altro il cittadino, le persone, quando vanno al pronto soccorso, ormai sappiamo esattamente cosa ci aspetta. Cioè, non è che una persona va al pronto soccorso che è ignara di cosa aspetta, ore e ore di attesa, perché dopo, prima è stata data una media, però a ognuno di noi è capitato di portare il proprio anziano in pronto soccorso perché non aveva altra alternativa rispetto al fatto che comunque molte persone oggi che dovrebbero essere collocate in una casa di riposo sono in lista d'attesa e l'unica emergenza a volte è il pronto soccorso. Per cui
sul cittadino grava in qualche maniera anche un giudizio sbagliato, per cui le persone vanno al pronto soccorso così perché, no, vanno a un pronto soccorso perché non trovano risposta del territorio, e arrivano al pronto soccorso sapendo che devono aspettare ore e ore, e alla fine si trovano anche un ticket da pagare maggiorato rispetto alle analisi. Allora, c'è da dire una cosa chiara: il Veneto ha deciso di gravare, di stare sulle spalle delle persone un'altra tassa. Allora, di questa questione, questa problematica che avete analizzato, voi avete avuto degli incontri in regione, avete sollevato il problema, in qualche modo, insomma, è emerso? Sì, a parte che discutere con la Regione del Veneto, avere degli incontri veri in cui si facciano delle trattative vere, Però magari mandare qualcosa di è scritto. un'impresa praticamente impossibile. Basti pensare che l'ultimo incontro che noi abbiamo avuto come CGIL, CISL, UIL risale a giugno dell'anno scorso, quindi sono 7 mesi, 8 mesi che stiamo aspettando nuove convocazioni. Ma dall'altro, l'abbiamo posto più volte, anche dal punto di vista del finanziamento, perché ha ragione Adriano, questi 16 milioni che i veneti pagano in più degli altri è di fatto una tassa ed è in netta contraddizione con quanto spesso e volentieri ripete il nostro Presidente della Giunta regionale, cioè che non si vogliono mettere le mani in tasca ai veneti. Lo si fa in realtà esattamente con le persone invece più fragili e a prescindere dalle capacità che ha ogni singola persona, perché è evidente che chi si rivolge al pronto soccorso lo fa esattamente per le cose dette prima, perché sta male, specialmente se è anziano, non trova un servizio come dovrebbe trovarlo sul territorio, perché ricordo, abbiamo fatto una trasmissione circa un mese fa in cui abbiamo detto che le case della comunità, che dovrebbero garantire un servizio 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, non sono partite in Veneto, ne sono state completate 4 su 95, quindi siamo lontanissimi dagli obiettivi che si erano posti, oltre al fatto che manca anche il personale per questo, e alla fine appunto queste persone che già di per sé sono fragili e non trovano i servizi sul territorio sono costrette ad aspettare ore e ore e ore e in più a pagare questa tassa. Ripeto, i dati del Veneto nel 2023 parlano di 16 milioni di euro pagati dai veneti a fronte di 2 milioni di euro pagati dai cittadini lombardi, che tra l'altro sono il doppio dei veneti. Allora, messaggio: qualcuno mi deve spiegare come con tutto quel che paghiamo tra tasse, imposte, accise e altro, come sia possibile non garantire al massimo i servizi sanitari, ma come vengono spesi i nostri soldi? I medici italiani sono sottopagati, mentre le medicine costano un'enormità. Bisogna dire basta a queste situazioni, scrive un telespettatore. Sì, io aggiungerei, questo telespettatore ha assolutamente ragione, io aggiungerei che non solo i nostri medici sono sottopagati, ma tutto il personale sanitario in Italia è sottopagato rispetto a quelli che sono i livelli di professionalità e di responsabilità che si assumono. E dopo si rischia che noi li perdiamo. Andiamo un attimo in pubblicità, poi dopo la pubblicità entriamo nel merito specifico dell'analisi, perché è stato fatto un focus anche con Verona, per cui ridiamo la parola al segretario di Verona. Restate con noi, approfittatene, scrivete messaggi, WhatsApp, tra poco.